3-0, se non è cappotto, poco ci manca. La partita legale tra il comune di San Zenone degli Ezzelini e la regione Veneto, con in palio oltre 5 milioni di opere compensative per i lavori della superstrada pedemontana, non è ancora finita, ma restando in gergo sportivo possiamo dire che concedere altri minuti di recupero sarebbe pleonastico. La vicenda è nota e riguarda il progetto che la Regione si era impegnata a realizzare per dare un nuovo assetto viabilistico al centro di San Zenone, come una sorta di risarcimento per i lavori in terra ezzellina della Pedemontana. Ebbene, dal 2012 il Comune aspetta, vincendo cause e ricorsi, e la Regione nicchia, collezionando la terza sconfitta in tribunale. Bisogna dire basta, perché sinceramente dopo una causa vinta dal nostro comune e due cause perse, perché sono quelle che la regione ha fatto contro di noi, che la regione ha perso, quindi due cause perse dalla regione, è ora di dire basta, perché insomma siamo diciamo 3-0. La notizia di giornata è che è stato rigettato il ricorso della Regione che chiedeva ulteriori chiarimenti sulla prosecuzione dell'iter. E allora il sindaco Marina è intervenuto, restando in tema calcistico, a gamba tesa sulla vicepresidente della Regione, Elisa De Berti, e non solo. Ogni qualvolta però ci rivolgevamo alla vicepresidente De Berti, la risposta era sempre no, oppure che l'accordo non era valido. Adesso però ci sono 3 sentenze che dicono che questo accordo è valido. Mi sono rivolto anche spesso al presidente Zaia, però lui mi ha sempre rimandato alla vicepresidente De Berti, all'assessore appunto ai lavori pubblici della Regione Veneto. Io dico però una cosa: se un mio assessore mi facesse fare 3 cause e le perdessi, io al mio assessore avrei già tolto le deleghe. E se prima Marina aveva lasciato spazio alla mediazione, adesso. E se prima eravamo disposti a trattare, anche a rinunciare un po' a quelle che erano le somme che ci spettano, adesso noi abbiamo già in corso una causa risarcitoria, perché ora si parla di 5.560.000 euro che la Regione deve al nostro Comune.